Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna. Cocktails con la pistola, non ne posso più. Una colada o Coca-Cola, non ne posso più. Di trafficanti e rifugiati ne ho già piena la vita. Maledetta traversata non sarà mai finita, ma vedete a 9 nodi appena si è un punto fermo nel mare che sa di nafta e lo nasconde con l'odore del tè e dell'erba da fumare. Oh mamacita Panama, dov'è ora che stiamo in mare? Si dovrà pur vedere, signori, ancora del tè. Fra breve il porto di attracco darà segno di sé. Quando a Londra il comando di questa galera mi sembra un affare. Un comandante, per quanto giovane, dovrebbe stare in mare. La compagnia non fece storie, no, e lo credo bene. Portare esplosivo e fuoriusciti mica a tutti conviene. Di nuovo a voi la linea. Signori, ancora del tè, fra breve il porto d'attracco darà segno di sé. Era il 1982 quando Ivano Fossati incideva a Panama, grandissimo pezzo, niente male. C'è qualcosa di fisso a 9 nodi di velocità, puzza di nafta e di erba. Ah, quante navigazioni al netto appunto dello stupefacente. Lorenzo, e allora? Che mi dice? Che mi dice lei? Mi dica tutto. Niente, Giovanni mi ha commosso, non mi aspettavo questo, Lo so, momento di famiglia, ecco. Hai visto com'è piccolo il mondo? Alla fine ci fece anche il pranzo, non ho capito se il matrimonio addirittura. Sì, il pranzo di matrimonio. Il pranzo di matrimonio dalla famosa zia di Antonino. Già, con la ricetta del tonno con le cipolle che ha rifatto anche mia madre sotto il tuo suggerimento. Esatto. Bene. Ricetta che abbiamo dato alcune volte qua in trasmissione. Allora, no, sai, qua è sempre quel qualcosa dei ristoranti dove c'è sempre il proprietario che è quello che si muove per primo, no? E d'estate era così, noi chiudevamo alle 3, il tempo di chiudere tutto quanto, il parcheggio e sprangare le finestre, le porte d'accesso e così via. Poi noi andavamo verso Bagheria a dormire e lui andava a Porticello perché aspettava l'arrivo dei pescherecci con il pesce fresco. Quindi alle 4 del mattino, alle 4 del mattino lui caricava, lui aveva questa Ford Orion di colore azzurro e con questa Ford un po' malandata caricava tutto nel bagagliaio dietro e poi risaliva al ristorante, metteva tutto in ghiacciaio e solo allora se ne andava a casa, si lavava, se ne andava a dormire.
E alle 9 del mattino lui era di nuovo al suo posto a rifare a presidiare il locale, a riaprirlo, a fare tutto. Un uomo che lavorava veramente, quando tu dici lavorare sodo, sì, lavorava Ti tosto. voglio proporre una cosa, anche per gli ascoltatori, diteci se qualcuno vuole intervenire in diretta su un argomento che possiamo affrontare. Mentre parlavi, comunque si parla di vita e di sacrifici, ora poi vi racconterò dove ero, adesso Sì. rientrando, sono qua a Barcellona per lavoro, sto girando per l'aeroporto di Barcellona, ecco, mi piaceva, dato che comunque sono stato, diciamo, in mezzo al Mediterraneo questa settimana, e ho vissuto un po', ho ripercorso una vita che conosco molto bene, che è quella del marittimo, no? Che sta mesi, Certo. mesi lontano da casa. Ecco, sarebbe bello, se sei d'accordo con me, Antonino, magari usciamo un po' dallo schema, magari facciamo una seconda parte della puntata che è meno agricola. Sì. La prossima settimana sarebbe bello portare un marittimo e spiegare com'è la vita del marittimo, perché sembra una vita che in questo mondo ormai dove i sacrifici non si accettano, cioè sono magari tanti sacrifici, ma non quello di privarsi del tempo o di fare dei sacrifici per la famiglia, così. Io quando mi sentivo raccontare da 'sti ragazzi che stavano 6, 7 mesi lontani da casa, lontani dalle famiglie, o che rivedevano il proprio figlio dopo 2 o 3 mesi, e ti dico la verità, ho detto: "Ma mi sembravano quasi degli alieni in questo mondo, diciamo, dove trovo purtroppo", e m'ha fatto piacere, m'ha fatto piacere, m'ha stretto anche il cuore, perché molte volte trovi il ragazzo che veramente non è pronto neanche a fare 1 ora in più di straordinario. Poi trovi queste persone che decidono invece di mettersi da parte, guadagnano bene naturalmente, e di fare di questi sforzi giganteschi, queste privazioni terribili, perché sono privazioni terribili, perché tu lasci un figlio, non lo vedi crescere, sì, lo vedi magari via Skype, lo vedi adesso Skype non c'è più, via altri, via WhatsApp, via videochiamata, ecco, senza fare nomi di marco, di altre cose, però lo vedi via videochiamata e non ti godi i suoi momenti, non ti godi i suoi passi, gli odori, le cose, però lo fanno perché dicono: "Io così mi mantengo la famiglia, mando i soldi a casa e un Esatto. futuro, e mi costruisco e mi compro Esatto. una casa". Guarda che è un atto di responsabilità Certo che gigantesco, lo che è. anche quindi sarebbe un po', diciamo, mi piacerebbe, perché è anche una speranza. Vedere 'sti ragazzi qua m'ha dato veramente, io non so se lo sarei capace di farlo in questo momento con un bambino di 5 anni, andare via. Sì, vado via delle settimane, ma andare via mesi senza vederlo, non so se sarei in condizioni di farlo. Quindi io li ho visti e ti dico la verità, immedesimandomi anche un po' nei loro panni. Quindi se siete d'accordo, se sei d'accordo anche te, la prossima settimana le raccontiamo un po' queste vite strane, queste vite che esistono e queste vite che permettono anche alle navi di viaggiare e di portare merci, alle navi di viaggiare e portare Certo. passeggeri e di far funzionare un sistema. Lorenzo, allora noi ci ritroviamo venerdì prossimo, Radire, e parleremo proprio della solitudine dei marittimi. Adesso Assolutamente abbiamo sì. grazie. Abbiamo al telefono Ciao a Simona tutti voi allora. Bordonali. Ciao. Comunque ti richiamo lunedì per il millennio, per la puntata numero 1000. Ma io aspettavo, ora lascia stare un attimo, tanto poi mi saluterai la Bordonali, gli porti È i già miei al saluti. telefono, quindi la Allora possiamo mi fare permetti intervenire a 'sto punto. permettimi di salutare la grande Simona, Buonasera sempre onorevole. altezza. Buonasera, è un piacere sentirvi, un piacere essere in diretta con Radio Libertà e tutti i nostri Grazie a lei. ascoltatori. Bene, bene. Allora io ti saluto anch'io, Simona. Io mi eclisso perché avrete da parlare delle questioni del Parlamento. Finisce qua la parte, diciamo, agripesca di Radio Libertà e ci sentiamo naturalmente il prossimo venerdì e lunedì, grazie a Antonino di avermelo detto, per la 1000ª puntata di Zoom. Ciao a tutti. E allora, adesso qui Parlamento, sigla. Qui Parlamento. E allora io do il benvenuto questa sera all'ospite numero 999, perché qui Parlamento è cominciato più o meno con l'inizio di Zoom nel lontano 2020, quindi onorevole Bordonali, buonasera a lei e ben trovata. Buonasera, buonasera. E allora, il DL Albania, questa posizione del governo che è da sempre criticata dalle opposizioni che dicono ma è uno spreco di denaro. In realtà il DL Albania pone dei nuovi interessanti sviluppi su questa faccenda.
Sì, noi siamo molto chiari sull'immigrazione, lo siamo sempre stati, la Lega in particolar modo all'interno di questo governo le posizioni sono più che ben definite. Ricordiamo quando c'era il nostro segretario federale, il ministro Matteo Salvini, a capo del Viminale, che riuscì addirittura a far diminuire gli sbarchi del 90%. Voglio ricordare questo dato perché forse oggi ancora pochi si ricordano di quanto Matteo Salvini ha fatto per contrastare l'immigrazione irregolare, rischiando anche un processo voluto dalla sinistra. Però l'esito di quel processo oggi ci permette di continuare in quella direzione che era stata tracciata da Matteo Salvini, perché quel processo ha declinato un concetto fondamentale, ovvero che difendere i confini nazionali non è reato, e questo l'ho ribadito anche in aula ieri. Ma andando al decreto Albania che abbiamo approvato ieri, noi abbiamo individuato, visto che come è noto rispetto a questi centri che dovevano essere dei centri che accoglievano coloro che venivano raccolti in mare e quindi portati direttamente nei centri dell'Albania, che sono stati costruiti in Albania per essere esaminate le richieste di protezione internazionale e da qui rimandati al loro paese. Come ricordate, la vicenda purtroppo parte di una certa magistratura ha ostacolato questo utilizzo dei centri in Albania, ma noi li abbiamo riconvertiti in questo decreto utilizzandoli come centri per il rimpatrio, ovvero tu vieni nel nostro paese, sei irregolare, perché ricordiamolo una volta tanto, l'immigrazione irregolare è ancora reato nel nostro paese, quindi commetti un reato, in più, e lo dicono i numeri, commetti altri gravissimi reati nel nostro paese, noi ti mandiamo in Albania, quindi non ti fermi neanche sul nostro territorio rischiando che riesci a uscire dai centri per il rimpatrio, ti mandiamo in Albania e da lì poi te ne torni al tuo paese. Dobbiamo mandare dei messaggi chiari, questa è la differenza tra noi e la sinistra. Dobbiamo mandare dei messaggi chiari che chi arriva nel nostro paese, chi delinque, deve ritornarsene senza se, senza ma nel proprio paese. La sinistra per anni ha mandato invece dei messaggi ambigui, ovvero che qui poteva arrivare chiunque, che chiunque avrebbe avuto delle opportunità, e invece cosa è successo? Migliaia di persone sono arrivate sul nostro territorio, non hanno trovato risposte alle illusioni che la sinistra dava, e il numero che oggi abbiamo dei reati nel nostro paese sta a certificare che queste persone arrivate in cerca del Bengodi alla fine sono diventate manovalanza per la micro e macro criminalità. I numeri lo certificano, io li ho ricordati ieri perché la sinistra continua a dirci che noi non dobbiamo confondere l'immigrazione con la sicurezza. Sono due concetti che non vanno di pari passo, per cui io mi permetto, se mi date un po' di tempo, di ricordare che all'interno delle nostre carceri italiane al 31 agosto del 2024 c'erano 19.507 detenuti stranieri, che sono il 31,5% del totale. Ecco, 31,5% delle persone nelle carceri italiane sono stranieri, quando gli stranieri in Italia rappresentano l'8,7%. Quindi se guardate la proporzione è veramente significativa. E per quanto riguarda invece i reati, 822.801 persone sono state arrestate o denunciate nel 2024 e pensate, il 34,72% sono stranieri. E per quanto riguarda i reati, il 22,80% sono stranieri arrestati o denunciati per omicidio volontario, 35,73% per tentato omicidio, 43,99% per violenza sessuale. Questo cosa certifica? Che quello che noi abbiamo sempre detto, che l'immigrazione irregolare causa insicurezza, causa i reati commessi da stranieri, è di fatto reale. Quindi questo governo fin dall'inizio, con i problemi che sono stati evidenti a tutti di
parte della magistratura che ha continuato a bloccare o voler bloccare i nostri provvedimenti, ma noi continuiamo e continueremo su questa strada perché vogliamo arrivare a quei risultati eccezionali a cui arrivò il segretario federale Matteo Salvini. Onorevole, senta, le faccio una battuta. Keir Starmer in Inghilterra ha deciso che chi entrerà nel paese sarà sottoposto a un test per accertare se parla effettivamente inglese. Scusi, è Sì. diventato il quinto vice segretario della Lega e Salvini non ci ha detto niente? No, effettivamente la cosa incredibile è che a livello europeo, sia per quanto riguarda il nostro protocollo con l'Albania, che addirittura la von der Leyen, insomma, noi ne avremmo da dire sulla von der Leyen e sulla gestione dell'immigrazione a livello europeo, ma addirittura la von der Leyen ha detto che potrebbe essere un esempio da estendere a tutti i paesi europei. A livello europeo, anche i leader del centro-sinistra si stanno accorgendo che c'è un problema immigrazione legato al problema sicurezza. Sembra che gli unici che non se ne vogliano rendere conto, ed è una cosa gravissima, è solo ed esclusivamente la sinistra italiana. Ma guardi, la sinistra che è presente a Roma, la sinistra che è presente in Parlamento, perché poi sul territorio ci sono i sindaci, a volte anche di sinistra, che ci chiamano, ci contattano il nostro super sottosegretario Nicola Molteni perché sono in difficoltà a gestire una situazione sui nostri territori che è incandescente, perché basta andare per strada a parlare con le persone, basta andare a visitare le stazioni di tante città che nonostante gli interventi fatti da questo governo sono ancora in alcuni casi esplosive, ma io voglio ricordare che questo governo è l'unico governo, dopo tutti i governi di centrosinistra o governi strani che ci sono stati in questi anni, che è riuscito a riportare il numero delle forze dell'ordine, di tutti gli addetti alle forze dell'ordine, a numeri pre-Madia, perché se oggi ci troviamo purtroppo ancora a scontare un sottorganico per quanto riguarda le forze dell'ordine, è stato dovuto a tagli fatti dalla sinistra che non permetteva quindi le assunzioni, e ciò ha comportato che solo da quando ci siamo noi in questi 2 anni siamo riusciti ad assumere, a formare, ad aumentare gli stipendi e a garantire le tutele, perché ricordiamoci che da settimana prossima noi in Commissione avremo il decreto sicurezza all'interno del quale vengono garantite quelle tutele fondamentali per le nostre forze dell'ordine che troppo spesso vengono additate quando semplicemente fanno il loro lavoro. Onorevole, senta, per chiudere la nostra conversazione ringraziandola del suo tempo, quali saranno ora i suoi prossimi impegni parlamentari? Come dicevo, settimana prossima abbiamo il decreto sicurezza, questo ci impegnerà notevolmente, saremo già da lunedì in commissione, faremo probabilmente giorni e notti in commissione, ma riusciremo a portare quello che era un disegno di legge che avevamo già approvato tra l'altro alla Camera e che era in attesa di approvazione al Senato, ma ostacoli ci hanno impedito di arrivare all'approvazione definitiva, e quindi giustamente il governo l'ha trasformato in un decreto per renderlo subito applicabile, e noi adesso dobbiamo approvarlo alla Camera e dovrebbe andare in aula per l'approvazione definitiva non la settimana che viene, che saremo in commissione, ma la settimana successiva, per poi essere approvato velocemente anche al Senato ed avere un decreto nel quale, con questo decreto sicurezza, si danno tutele alle nostre forze dell'ordine, ma si garantiscono anche maggiori interventi per garantire la sicurezza, aumentando le pene e intervenendo spesso in reati che sono odiosi come l'occupazione delle case. Pronto?
Sì, eccomi. Ecco, non vi sentivo più. Sì, appunto, stava dicendo dei suoi ultimi impegni, onorevole. Sì, appunto del decreto sicurezza che ci impegnerà e verrà approvato non alla prossima settimana, perché sarà tutta settimana in commissione, l'esame della commissione, quindi la settimana successiva. Molto bene. Allora, buon lavoro e al piacere di ritrovarci al più presto qui in radio. Grazie. Io vi ringrazio tutti gli ascoltatori di Radio Libertà, che so che sono numerosi e quello che sentono grazie a questa radio, che è una radio appunto libera, lo trasmettono anche a tutti coloro che conoscono. È il metodo migliore per diffondere quello che realmente e concretamente noi facciamo a Roma. Molto Quindi grazie. bene. Siamo qua a disposizione, grazie a lei. Sigla. Qui Parlamento. Superhighways, coast to coast, easy to get anywhere. On the transcontinental overload, just fly behind the wheel. How does people when there's no destination? That's too far, and somewhere on the way you might find out who you are. Living in a station to station. Living in America. Hand in hand across the nation. Living in America. Got to have a celebration. Rock my soul. All night diners keep you awake on black coffee and a hard roll. You might have to walk by night. You might take a hard night. But everybody's working overtime. Living in America. Station to station. Living in America. Hand in hand across the nation. Living in America. Yeah, got to have a celebration. Oh, I live in America. And now, I live in America. Wait a minute. You may not be looking for the promised land,
Di nuovo a te la linea, Antonino. Living in America. Au! Ecco, lo rifaccio perché so che è stato apprezzato in regia. Vedete, ci divertiamo anche così in questa radio. No, giustamente Sveva mi stava facendo provare il microfono e io, al colmo dell'esaurimento nervoso, ho tirato fuori, insomma, anche questo momento James Brown. Le 18:40 in questo momento, il pezzo è del 1985 da Rocky 4, James Brown, Living in America. E qui sulle magiche onde di Radio Libertà, qui a Chilometro Zoom, torna un amico, oltre che naturalmente una persona che da sempre è stata vicina alla Lega, è Giorgio Guido Lombardi. Giorgio Guido Lombardi, lo sapete, è questo imprenditore italo-americano di origini piemontesi, il quale è amico di Donald Trump, fa parte del suo cerchio più intimo di amici, in quel di Mar-a-Lago. E allora io ho scambiato 4 parole con lui perché nei giorni scorsi Steve Bannon è tornato alla ribalta, ha detto che Trump, insomma, ha detto che il conclave è stato truccato, che Leone è il Papa woke, ma questa è stata la scusa anche per fare un giro su tutti i temi caldi della presidenza Trump. Una parte di questa conversazione, per motivi di spazio, è uscita su Italia Oggi ieri. Ecco, qui abbiamo tutta l'intervista e naturalmente ho piacere di farvi sentire che cosa ha raccontato Giorgio Guido Lombardi non solo sulle relazioni vaticane, ma anche sull'Ucraina, anche sull'America, sulla situazione economica, sugli accordi che Trump ha portato a casa, che assommano in totale a 2.500 miliardi di dollari, gran giro d'affari che l'America si è beccata, e molto molto altro ancora. Per cui Sveva, quando sei pronta, mandalo. Allora, Giorgio Guido Lombardi, grande amico del presidente Trump, insomma, hanno un rapporto di amicizia di lunga data. George, io in questi giorni ho letto alcune dichiarazioni di Steve Bannon. Lui sostiene che il conclave è stato truccato ed è stato eletto Leone XIV, che è un papa woke, che quindi come tale è un antitrampiano. Ma Bannon che motivi ha per dire queste cose? Soprattutto chi è che gli dice una cosa del genere? Chi si sarebbe comprato il conclave? Trump con questa famosa donazione da 14 milioni di dollari? Allora, cominciamo. Bannon è stato in galera, sì, meritatamente, perché ha usato il nome di Trump e quel brevissimo periodo che è stato nella campagna di Trump all'inizio, nella prima amministrazione Trump, e usa quello per ha defraudato diverse persone negli Stati Uniti, ha defraudato anche parecchie persone subito dopo la fine del primo mandato di Trump in Italia e in Francia, e continua a fare la stessa cosa. Dopodiché è stato mandato in galera, adesso non mi ricordo se per 6 mesi, 8 mesi, una cosa per frode negli Stati Uniti, e lui sperava che Trump lo perdonasse. Trump assolutamente non lo può vedere, è stato cacciato dalla campagna elettorale dopo un po' che l'hanno preso dentro, e l'avevano preso dentro solo perché era stato in passato l'editore di Breitbart, che sono grandi amici, i proprietari sono grandi amici di Trump. Pensando di fare un favore ai proprietari di Breitbart, dato che Bannon era stato l'editore, Trump l'ha preso nella campagna elettorale. Poi si è capito benissimo dal primo momento che era uno che era lì solo per farsi bello e per arricchirsi. Bannon è vietato l'accesso a tutti i campi da golf di Trump, chiaramente a Mar-a-Lago, e lui continua a usare questo piccolo passaggio che ha fatto nell'amministrazione Trump per defraudare la gente. In più è arrabbiato con Trump e cerca di creare delle problematiche per l'amministrazione Trump, dicendo queste stupidaggini totali che si inventa di notte.
perché è arrabbiato perché lui, quando era in galera, sperava che Trump lo perdonasse. Questo è un personaggio che veramente ormai in America sappiamo tutti chi è, ma purtroppo in altri paesi non ancora. Ecco, allora a maggior ragione questo nuovo Papa americano al presidente, al di là delle fesserie che dice Bannon, questo Papa americano a Trump può andare bene? Assolutamente sì, può avere una visione leggermente diversa di quello che sono le priorità dal punto di vista sociale, dal punto di vista, se vogliamo, anche politico. Non credo che si interessi veramente di politica, non l'ha mai fatto in vita sua, anche quando era un semplice sacerdote. La cosa che li accomuna, a parte il fatto della nazionalità, è il fatto che tutti e due sono cresciuti in grandi città. New York e Chicago si assomigliano moltissimo come, diciamo, dinamiche sociali, tutto quello che c'è, proprio il modo di vivere in quelle grandi città, un pochettino come potrebbe essere Roma e Milano, quindi c'è una base comune solo perché comunque hai vissuto e cresciuto in queste grandi città. Quindi diciamo che Papa Leone XIV da americano capisce le dinamiche di quello che è la vera situazione nelle grandi città americane e la vera situazione, diciamo, di quello che potrebbe essere, come Francesco definiva, gli ultimi. Quindi diciamo che in questo senso hanno molto in comune. Per quanto riguarda le politiche strettamente politiche, penso che non ci sarà assolutamente nessun discordio, nessuna problematica, anzi Trump è felicissimo che questo sia il primo Papa in assoluto in 2000 anni, da quando è stata fondata la Chiesa Cattolica americano, quindi diciamo ci sarà un rispetto totale sia per la persona ma anche per la posizione che Leone XIV ha nel mondo. Ecco, qualcuno dice che gli attriti potrebbero essere sui migranti al solito, come già non era stato buono il rapporto con Bergoglio su questo tema. Sì, per quanto riguarda i migranti ci sono due aspetti. L'aspetto, diciamo, puramente umano o chiamiamolo sociale, se vogliamo. Assolutamente Trump è una persona che ha veramente un'empatia per la gente che lavora, per la gente che soffre, lo ha dimostrato negli Stati Uniti tantissime volte. Il fatto che lui abbia messo a capo del National Security la persona che ha preso più voti dopo Biden per la campagna elettorale del Partito Democratico americano per le presidenziali del Partito Democratico, cioè Tulsi Gabbard era non solo nel Partito Democratico. Tulsi Gabbard ha preso il 6%, era la seconda dopo Biden, dei voti alle presidenziali, mentre Kamala Harris aveva preso solo il 2%. Quindi diciamoci la verità, Tulsi Gabbard era praticamente la prescelta dopo, quando l'hanno fatta fuori, hanno messo Kamala Harris, chiaramente lei ha detto basta, io me ne vado dal Partito Democratico, però lei era un personaggio molto importante del Partito Democratico e Trump gli ha dato una posizione eccezionale e di fiducia enorme all'interno dell'amministrazione Trump. La stessa cosa vale per Robert Kennedy Jr., che è democratico da generazioni, il democratico per eccellenza. Quindi per quanto riguarda tutto quello che sono le politiche sociali della cosiddetta sinistra, se vogliamo chiamarla così, democratica americana, Trump l'ha messo addirittura a ministro della sanità, quindi parliamo di posizioni eccezionali, non è un contentino qualsiasi, e fanno delle politiche che sono molto, che qui in Italia diremmo di sinistra, quindi
Quando si tratta, per esempio, della sanità, nessuno può dire assolutamente niente. Naturalmente, per quanto riguarda l'immigrazione, ci sono delle regole, e Trump è uno che dice le regole ci sono, fino a che non si cambiano le regole, chi entra illegalmente negli Stati Uniti deve essere deportato, perché non hai il permesso di soggiorno, non puoi entrare. E se sei qui illegalmente verrai deportato, non mi importa se sei un poveraccio che viene dall'Uganda o se sei un miliardario che viene da Monaco. Se entri irregolarmente ti cacciano fuori. Infatti se tu vieni con l'aereo e non c'hai i documenti non ti fanno entrare. Però quelli che sono entrati illegalmente non hanno il diritto di rimanere negli Stati Uniti, indipendentemente da quale sia loro stato sociale. E tanti che hanno pagato tanti bei soldini a quelli che noi chiamiamo i coyotes, a quelli che gli avvoltoi che predano su questa gente, hanno pagato tanti soldi. Quindi non è gente che proprio viene qui perché è fuori negli Stati Uniti perché muore di fame, è gente che viene per lavorare, per fare quello che vuole, però purtroppo sono venuti anche tanti perché hanno svuotato le carceri, hanno svuotato le istituzioni mentali e hanno mandato tutti questi poveri disgraziati lì e per scaricarsene da tanti paesi del Sud America e anche di altre parti. Quindi non è semplicemente una questione dei cosiddetti clandestini o dei rifugiati. Ci sono tanti programmi negli Stati Uniti che dicono che da certe nazioni dove c'è la possibilità di persecuzioni o razziali o di altro tipo, etniche eccetera, gli Stati Uniti ha dei programmi per accettare persone che vengono da questi paesi. Però quelli che vengono illegalmente, la posizione di Trump è semplicemente una posizione di law and order, di legge e sicurezza. Quindi sì, chiaramente con Bergoglio ci sono state delle differenze. Bergoglio purtroppo, Francesco, ha fatto delle dichiarazioni contro certe politiche di Trump, soprattutto della prima amministrazione, però diciamo che sono state fraintese. C'è una differenza tra preoccuparsi degli ultimi e preoccuparsi di persone che fanno degli atti illegali. Senti, per concludere, Trump in questo momento sta facendo un importante viaggio nel Medio Oriente. Secondo te potrà annunciare la nascita dello Stato di Palestina? Se sì, come cambierà il rapporto con Israele? Allora, di accettare di fatto uno Stato che non esiste non è possibile, quindi lui ha già fatto una dichiarazione che è possibile per l'amministrazione Trump di prendere in considerazione la possibilità futura di uno Stato palestinese. Non ha detto che riconosce niente perché non c'è niente da riconoscere, non esiste. C'è una striscia di Gaza che però non ha nessun stato legale. Per quanto riguarda il viaggio nel Medio Oriente, adesso è ancora, mi pare, o forse parte oggi, in Arabia Saudita ci sono degli accordi commerciali molto importanti, mi pare che si parla di 1.000 miliardi, 600 miliardi li ha promessi l'Arabia Saudita e gli Emirati hanno già detto sì a 400 miliardi, quindi siamo in buona posizione perché Trump chiaramente vuole stimolare gli investimenti negli Stati Uniti e ricreare quella base delle strutture, le infrastrutture che purtroppo sono state lasciate indietro per tanti anni, a cominciare da Clinton, Obama e Biden, e che quindi lui vuole ricreare quello che una volta era l'America, cioè un'America con delle infrastrutture serie, con un programma di difesa molto serio
che è stato trascurato per troppo tempo. Per quanto riguarda la pace nel Medio Oriente, anche lì si sta adoperando, come ha speso moltissimo di capitale, diciamo, diplomatico, ci ha messo la faccia, per dirlo con parole nostre. Sì. Per quanto riguarda la pace in Ucraina, nonostante Zelensky lo abbia chiamato, anche se sottovoce, però i microfoni, lo sai benissimo, lo hanno captato dicendo parolacce mentre era lì alla Casa Bianca e offendendo sia Vance che Trump. Però Trump è stato molto generoso lì al funerale di Francesco, si è seduto lì, loro due hanno parlato, e quando Zelensky ha capito che l'interesse di Trump non era diciamo di giocare, ma di veramente portare la pace lì, hanno firmato questo famoso accordo sui terreni, diciamo che ha le terre rare, ma le terre rare è una cosa che ci vorranno 10 anni prima che cominciano a scavare lì dentro. La cosa importante di quell'accordo è che è un accordo tra due stati, quindi un accordo tra lo Stato dell'Ucraina e lo Stato americano, che praticamente dà in gestione dei terreni enormi che all'America non servono assolutamente a niente, però si fa sì in modo che i russi non possano andare a mettere le mani su quei terreni, quindi praticamente sono proprio quei terreni che i russi vorrebbero avere. Ormai c'è un contratto firmato tra due stati, quindi anche se Zelensky se ne va, ci saranno elezioni, quello che succede, quel contratto rimane, e quindi ci saranno delle installazioni che, come dico, ci vorranno 10 anni prima che cominceranno a scavare, eccetera. Però ci saranno delle piccole installazioni americane e quindi i russi non potranno metterci mano, e adesso chiaramente i russi vengono al tavolo e dicono: ok, va bene, ci hai fregato, perché da buon immobiliarista ha detto ok, noi ci becchiamo questi terreni qui e voi non li potete più toccare, e quindi adesso si sta trattando. Senti, per concludere, una battuta. L'IRS, l'Agenzia delle Entrate, tasserà il Papa oppure no? Assolutamente no. Non credo che ci sia niente da tassare. Benissimo, grazie. Grazie a te. Antonino, di nuovo a te la linea. Antonino, mi senti? Sì, ti sento perfettamente, eccomi qua. Allora, questo era l'immenso Giorgio Guido Lombardi alle 18:57 minuti e 30 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Rieccoci qui, diamo un'occhiata allora alle agenzie in attesa che si facciano le 19, e poi ascolteremo il tema dei Persuaders, attenti a quei due, del 1971, e poi dopo naturalmente avremo Ale Musella, che stasera è carico a bombazza per parlarci di arte. Io direi però, abbiamo ancora 2 minuti, no, non ce la facciamo a prendere le telefonate, le prenderemo dopo le 19:25, quando finiremo con Ale Musella. Vediamo che cosa dice l'ANSA. Negoziati a Istanbul, i colloqui Russia-Ucraina al palo, irricevibili le richieste russe. Kiev, Putin chiede territori prima della tregua, discusso anche uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Il Cremlino, vertice possibile ma va preparato. Meloni, non partecipiamo a format sull'invio di soldati. Ancora, la Russia non è costruttiva, ci sia unità tra l'UE e gli USA, i volenterosi sentono Trump, ma la Meloni non c'è. Ancora, gli internazionali di tennis, Musetti battuto, Alcaraz in finale, stasera Sinner Paul. Delitto di Garlasco, sarà acquisito anche il DNA delle gemelle K e degli amici di Alberto Stasi e Andrea Sempio. Vediamo che cosa dice la BBC invece su questi colloqui tra Ucraina e Russia. È dato per certo il fatto che Ucraina e Russia si sono accordate per uno scambio di 1000 prigionieri di guerra l'una, dopo questo primo faccia a faccia di quest'oggi. È stata fissata
una data per questo scambio, ma non è stata resa pubblica. Questo è quanto dice il Ministero della Difesa ucraino. Inoltre l'Ucraina ha anche richiesto dei colloqui diretti tra Putin e Zelensky. Mosca ha detto di aver preso nota della richiesta. I funzionari, diciamo così, i funzionari turchi, incluso il ministro degli esteri turco Hakan Fidan, che hanno facilitato questi colloqui di pace, dicono anche che le parti hanno pure cercato di trattare di un possibile cessate il fuoco. Nel frattempo, il presidente Donald Trump dice di voler incontrare Putin il più presto possibile. Ma adesso pausa. Persuaders Theme, il tema di Attenti a quei due, e poi arriva lui, Ale Musella, tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Sveva, attenti a quei due, era il 1971 e in effetti quei due di questa sera, come ogni venerdì, siamo io, il sottoscritto e l'uomo che tra poco si materializzerà attraverso il telefono, anche lui un altro dei tipi implacabili che partecipano a questo programma, che è Ale Musella. Per adesso non c'è, vabbè, avremo modo di trovarlo nel prosieguo della trasmissione. A questo punto dai, apriamo il telefono 0292947222, se avete voglia di dire la vostra, il telefono è aperto. Intanto io vado avanti con la nostra diciamo il nostro giro attraverso le agenzie e in particolare andiamo a vedere che cosa c'è sull'ADN Kronos questa sera di succoso e di croccante alle 19:03:30. Vediamo un po' cosa c'è. Musetti, svanisce il sogno finale a Roma, Alcaraz lo batte e aspetta Sinner. Il tennista azzurro si è arreso allo Spagnolo in 2-7 nella semifinale degli internazionali. Ancora, Ucraina-Russia, dai negoziati ok allo scambio di 1000 prigionieri, discusso un incontro Putin-Zelensky. L'Ucraina a Tirana, riunione dei volenterosi, Meloni, Italia assente, sostegno a Kiev ma non disponibili all'invio di truppe. Il presidente ucraino al summit di Tirana, la nostra priorità assoluta è un cessate il fuoco completo, incondizionato e onesto.
La premier, guerra deve finire subito. Disinformazione, la vera guerra di Mosca all'Europa, la strategia dell'inganno sul web, questa è un'esclusiva dell'ADN Kronos. L'operazione Doppelganger era solo una prova generale, il vero spettacolo è un ecosistema digitale costruito per colpire UE, Ucraina, Stati Uniti. Garlasco, le gemelle K entrano nell'inchiesta, verranno acquisite le loro impronte e poi arriva la Meloni, Rama si inginocchia e smettila. Straordinario, veramente. Barbieri pazzo di Sinner, la corsa in taxi per Yannick. Paul, se lo mangiamo, facciamo un mappassone. Poi ancora il sindaco, la figura istituzionale col gradimento più alto, l'analisi di Vis Factor. Accoltellò Salman Rushdie, condannato a 25 anni di carcere. Prima della sentenza l'imputato ha affermato di considerare lo scrittore un ipocrita e un bullo. Tu invece sei un coglione, scusate l'espressione, ma accoltellare uno scrittore, rendetevi conto, accoltellare uno scrittore, un uomo che ha soltanto la forza delle sue idee, la forza delle sue parole, che dal 1989 vive perseguitato perché l'Ayatollah Ruhollah Khomeini ha deciso che era passibile di morte per aver scritto il libro I versetti satanici. Ecco, ma posso accettare che uno così, un ragazzino peraltro, uno che è nato anni dopo questi fatti, anni dopo questa fatua, posso accettare che uno così possa permettersi di tentare di ammazzare uno scrittore, ripeto, una mente come quella di Salman Rushdie, e dargli anche dell'ipocrita e un bullo, ma vatta a mangiare sti 25 anni di galera che ti fanno solo bene. Andiamo avanti, vediamo cos'altro c'è. Uccisa a Fregene, la nuora cercava sul web come togliere il sangue dal materasso. Donald Trump contro Bruce Springsteen, imbecille e senza talento. Sì, però l'ha chiamato anche prugna secca. Cioè, prugna secca è un insulto straordinario nella sua perfidia. Eccolo, il presidente senza freni. È stupido e sembra una prugna secca. Ecco qua, sono sempre sull'ADN Kronos. Bruce Springsteen è un imbecille sopravvalutato. Firmato Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti dedica un post poco presidenziale al rocker, da sempre schierato con i democratici, e sostenitore prima di Joe Biden e Kamala Harris prima delle elezioni 2024. Chissà se Joe Biden lo riconosceva. Vedo che Bruce Springsteen, altamente sopravvalutato, va in un paese straniero a parlar male del presidente degli Stati Uniti. Non mi è mai piaciuto, non mi è mai piaciuta la sua musica né le sue politiche di sinistra radicale. Cosa più importante, non ha talento, scrive Trump sul social Truth. È solo un imbecille, per tradurre in maniera soft il termine jerk. No, jerk non vuol dire imbecille, e infatti l'ADN Kronos lo scrive tra parentesi con la vera traduzione. Jerk è l'equivalente di stronzo. Invadente e odioso, ha sostenuto in maniera dichiarata il corrotto Joe Biden, uno stupido mentalmente incapace, nonché il nostro peggior presidente di sempre, che ha quasi distrutto il nostro paese. Se non fossi stato eletto, gli Stati Uniti sarebbero spariti, prosegue Trump. Joe l'addormentato non aveva la minima idea di cosa stesse facendo, ma Springsteen è totalmente stupido e non riusciva a capire cosa stesse succedendo, o forse sì, il che è ancora peggio. Questo rocker è essiccato come una prugna, la sua pelle è tutta atrofizzata. Io ad agosto compio 45 anni, vi giuro. Mi sto vergognando come un ladro. Da un lato mi fa ridere, ma dall'altro mi sto vergognando come un ladro a leggere sta cosa. Dicevo, questo rocker è essiccato come una prugna, la sua pelle è tutta atrofizzata
dovrebbe tenere la bocca chiusa finché non torna nel paese. Poi vedremo tutti come andrà a finire per lui, chiosa Trump con tono minaccioso. Il presidente americano dedica un post più breve ma altrettanto duro a un'altra star. Taylor Swift non è più hot da quando ho detto odio Taylor Swift, scrive. Tra l'artista e il tycoon non corre buon sangue. I due se le danno di santa ragione a colpi di dichiarazioni pubbliche dal 2018, anno del primo mandato di Trump. Lo scorso febbraio la cantante è stata fischiata al Super Bowl quando è apparsa sui maxi schermi presenti nello stadio. La pop star era lì per sostenere il compagno Travis Kelce e i suoi Kansas City Chiefs, che hanno perso contro i Philadelphia Eagles. L'unica ad aver avuto una serata più difficile dei Kansas City Chiefs è stata Taylor Swift. È stata cacciata dai fischi dello stadio. Il Make America Great Again non perdona, aveva scritto Trump in un post su Truth contro la celebre cantante che aveva espresso il suo sostegno alla democratica Kamala Harris nei mesi precedenti alle ultime elezioni. Tutto questo è straordinario. Com'è che dicono gli americani? What a great time to be alive. Che grande momento per essere al mondo. Se questo è il lato, diciamo, cabarettistico delle notizie che circolano questa sera sulle agenzie, naturalmente vi ricordo sempre che il telefono è aperto, 029294 7222. Vi leggo invece questa esclusiva dell'ADN Kronos che racconta la strategia di disinformazione russa. Nel 2022, sotto il nome in codice di Doppelganger, è emersa un'operazione russa che clonava siti di informazione autorevoli per diffondere propaganda filorussa. Ma secondo un report appena pubblicato da due istituzioni svedesi, la Lund University e la Psychological Defense Agency, Doppelganger è solo la punta dell'iceberg. I ricercatori James Pament e Darejan Tsursumia hanno tracciato un quadro inedito delle capacità e della strategia della Social Design Agency, SDA, il principale contractor del Cremlino nella guerra informativa digitale. Il rapporto, basato sull'accesso a oltre 3.000 documenti interni trapelati dalla SDA, smonta la narrazione dominante. Doppelganger non è un'operazione autonoma, ma una delle tante tecniche usate da SDA. Il vero cuore dell'influenza russa contemporanea non risiede più nei media statali come Sputnik o Russia Today, ma in un ecosistema fluido di aziende private, organizzazioni no profit e agenzie creative che agiscono su incarico diretto dell'amministrazione presidenziale russa. La Social Design Agency è un'organizzazione formalmente privata, ma saldamente integrata nella rete coordinata dal vice capo dell'amministrazione presidenziale, Sergei Kirienko. Collabora stabilmente con altre entità come Struttura National Technologies, ANO Dialog, l'Istituto per lo Sviluppo di Internet, ANO IRI, tutti formalmente indipendenti, ma di fatto controllate dal Cremlino. Dal 2022 Mosca ha investito oltre 600 milioni di euro l'anno in questo sistema, costruendo una propaganda dalla culla alla tomba che sostituisce progressivamente la televisione. SDA ha sfruttato l'opportunità offerta dalle sanzioni ai media statali per occupare lo spazio informativo lasciato scoperto, ottenendo fondi e legittimazione dopo il clamore generato dalla scoperta di Doppelganger. Contrariamente a quanto sostenuto dai primi rapporti occidentali, Doppelganger è una semplice tecnica di delivery, l'uso di siti specchio per veicolare contenuti disinformativi. È solo uno dei metodi all'interno di vaste controcampagne come la CCE contro l'Europa, la CCU contro l'Ucraina e la CCI contro il blocco occidentale. Paradossalmente, l'identificazione e la denuncia di Doppelganger sono diventate un successo per Mosca. Hanno permesso a SDA di dimostrare la sua efficacia ai propri finanziatori. Nella logica di questa guerra informativa, essere scoperti è un obiettivo. Se un contenuto SDA viene ripreso, smentito o dibattuto in Occidente, diventa segno di penetrazione riuscita. Non importa il messaggio, importa che se ne parli. Non riusciamo a entrare in contatto con Ale Musella, pazienza, lo ritroveremo venerdì prossimo. Il telefono è sempre allo 0292947222.
Andiamo avanti con l'ADN Kronos, con questa esclusiva sulla disinformazione russa. Nel cuore delle attività della Social Design Agency c'è una strategia precisa: dividere, destabilizzare, insinuarsi nei punti deboli delle democrazie. Il report rivela che la SDA ha progettato e coordinato operazioni mirate sfruttando ogni mezzo disponibile, dalla pubblicità sponsorizzata su Facebook alla manipolazione algoritmica, dalla disinformazione virale fino alla produzione di contenuti tramite l'intelligenza artificiale. Nel contesto europeo, l'obiettivo principale di SDA è stato favorire l'ascesa di forze euroscettiche, in particolare in vista delle elezioni europee 2024. Contenuti polarizzanti sono stati confezionati in modo da sembrare provenienti da media attendibili, sfruttando siti clonati, campagne a pagamento, fake news su temi sensibili come immigrazione, conflitto in Ucraina, agenda verde. Contro Kiev la strategia è stata ancora più articolata. L'obiettivo era logorare la fiducia nel presidente Zelensky, demoralizzare l'esercito, promuovere una narrazione alternativa guidata da figure filorusse come Viktor Medvedchuk. I messaggi venivano adattati a micro-targeting locali grazie a strumenti di profilazione sociologica e psicologica. Tra l'altro, nel gennaio del 22, Time scrisse che Medvedchuk era l'uomo che Putin aveva già da parte come potenziale successore di Zelensky in caso di colpo di Stato. Questo lo ricordiamo sempre per non perdere, diciamo, il segno. Negli USA SDA ha puntato sul rafforzamento della polarizzazione politica. I contenuti miravano a rafforzare il consenso tra gli elettori repubblicani più radicali, usando come veicoli notizie fasulle, meme virali, video manipolati per alimentare teorie complottiste e sfiducia nelle istituzioni. Le tecniche di delivery dell'SDA funzionano su 3 livelli: 1, volume e rumore, pubblicità, commenti automatici, spam visivo. L'idea è creare un sottofondo permanente. 2, brand falsi, mirror site che imitano testate come Le Monde o Bild, ma anche nuovi media indipendenti con orientamenti precisi. 3, viralità. L'obiettivo finale è che i messaggi entrino nel discorso pubblico. Se a rilanciarli sono politici, media o celebrità, la campagna è considerata un successo. Non esistono per la SDA narrazioni vere o false, ogni contenuto è uno strumento. Se una bufola funziona, viene potenziata, se non funziona, viene abbandonata. Questo approccio darwiniano all'informazione la rende estremamente adattabile. Non interessa la verità, ma la capacità di generare reazione. SDA non opera solo online, ha anche promosso azioni nel mondo reale, manifestazioni, graffiti, vandalismi simbolici. In parallelo ha sviluppato una produzione di contenuti impressionante: articoli, meme, video, commenti, sondaggi manipolati. Ha persino costruito dashboard per il monitoraggio di media e social, simulando con precisione analitica, ma con l'unico scopo di dimostrare efficacia verso i suoi finanziatori. Il report poi, conclude l'ADN Kronos, evidenzia anche limiti e contraddizioni di SDA, approcci analitici obsoleti, eccessiva dipendenza da strumenti automatici, soprattutto una certa bulimia di contenuti che rischia di diluire l'impatto reale delle campagne. Tuttavia, finché le contromisure occidentali restano lente, reattive e non coordinate, il sistema continuerà a funzionare. Niente da aggiungere, d'altronde la nostra Marta Ottaviani, che tra l'altro la prossima settimana, insomma nei prossimi giorni sarà nostra gradita ospite ancora una volta in quel di Zoom, lo aveva raccontato nel suo libro Brigate russe. Questo è il concetto di guerra asimmetrica o ibrida che i russi ormai attuano dal 2013 nei confronti dell'Occidente. Quindi non c'è, diciamo, paradossalmente non c'è niente di nuovo, è la prosecuzione di una vera e propria strategia mediatica destabilizzante. Andiamo avanti con appunto, vi dicevo, la questione del povero Salman Rushdie. Intanto il telefono è sempre 0292947222. Sempre l'ADN Kronos. È stato condannato a 25 anni di carcere, il massimo della pena, Hadi Matar, il 27enne statunitense di origini libanesi,
riconosciuto colpevole del tentato omicidio dello scrittore indiano Salman Rushdie, aggredito con un coltello il 12 agosto del 22 durante un evento pubblico a Chautauqua, nello stato di New York. La sentenza è stata pronunciata oggi dal giudice David Foley al termine di un'udienza durata circa un'ora dal tribunale della contea di Chautauqua. Rushdie, 77 anni, era intervenuto a una conferenza letteraria presso un centro culturale quando Matar salì sul palco e lo colpì ripetutamente, causandogli gravi ferite. Lo scrittore, che ha rischiato la vita e oggi cieco da un occhio, ha riportato danni permanenti a una mano e al volto. Durante la breve dichiarazione concessagli prima della sentenza, Matar ha affermato di considerare Rushdie un ipocrita e un bullo, motivando così, senza alcun segno di pentimento, il gesto che ha scioccato l'opinione pubblica mondiale. La giuria ha impiegato meno di 2 ore per raggiungere un verdetto di colpevolezza. La difesa non ha chiamato testimoni, lo stesso Matar ha scelto di non testimoniare in aula. L'attacco a Rushdie è avvenuto dopo decenni di minacce rivolte allo scrittore anglo-indiano, da tempo sotto protezione per via della condanna a morte, la fatwa emessa nell'89 dalla guida suprema iraniana, l'Ayatollah Khomeini, a causa del romanzo I versetti satanici, pubblicato nell'88. L'opera, che contiene una rappresentazione romanzata del profeta Maometto, fu considerata blasfema da molti musulmani e provocò violente reazioni in tutto il mondo islamico. Rushdie ha vissuto a lungo sotto scorta e in clandestinità, simbolo globale della libertà d'espressione. L'attacco del 2022 ha riaperto il dibattito sulla violenza fondamentalista e sulla protezione degli intellettuali minacciati per le proprie opere. A pochi giorni dalla sentenza, il celebre scrittore anglo-indiano tornerà nel Regno Unito per partecipare all'EI Festival, uno degli appuntamenti culturali più prestigiosi al mondo, che si terrà dal 22 maggio al 1 giugno di quest'anno. Rushdie ha scelto il palco di Hay-on-Wye nel Galles per raccontarsi attraverso Coltello, Meditazioni dopo un tentato assassinio, il libro scritto dopo l'attentato, e La città della vittoria, il suo ultimo romanzo, entrambi pubblicati in italiano da Mondadori. Ma il suo ritorno non è solo letterario, è una dichiarazione di resistenza. È la risposta di un uomo che ha trasformato la violenza in narrazione e la paura in libertà, ha sottolineato la BBC, che ha anticipato la prossima presenza dell'autore al festival. Sul palco dell'EI Festival lo scrittore riaffermerà il suo diritto alla parola, ha annunciato Rushdie. Ricordo di aver pensato che stavo morendo, ha raccontato lo scrittore. Per fortuna mi sbagliavo. Con Coltello ha trasformato l'attentato in materia letteraria, in un atto di autodifesa morale. La sua presenza all'EI Festival è un simbolo di intellettualità che non si piega, di una cultura che resiste, ha detto la BBC. In un mondo segnato da estremismi e intolleranze, Salman Rushdie torna non solo come autore, ma anche come testimone della forza della parola. Antonino, scusami, c'è un ascoltatore. Pronto, chi è là? Pronto? Buonasera, Berengario in Subico da Roma, saluto a tutti. Ciao Berengario, Pronto? ben trovato. Ok, sì, ora sento. No, niente, io volevo chiedere questa cosa. Ho sentito tutto l'articolo letto della DN Kronos su quella piattaforma, non ho capito bene se è una piattaforma o se è un'azienda che crea disinformazione. Ma potrebbe allora essere, comunque, visto che è attiva già da un bel po', anche la fonte della disinformazione su tutto ciò che ha a che fare con il vaccino anti-Covid, quello che diceva ieri mattina anche il servizio mandato dal dottor Cainarca, con l'intervistato, adesso non mi ricordo più, che ha avuto problemi di tumore, eccetera. A me dispiace che l'abbia avuto, però il linfoma di Hodgkin ce l'hanno in tanti. Ecco, quello io mi chiedo se bisogna filtrare a questo punto anche le informazioni che arrivano da Radio Libertà attraverso i vari ospiti che vengono intervistati. Ecco, io ascolto per radio la risposta. Grazie, buon lavoro. Ma noi non lavoriamo per l'SDA. Max Del Papa è un signore che ha vissuto un'esperienza. Lui sostiene di aver sofferto appunto quello che ha sofferto a causa del vaccino. Ha tutto il diritto di dirlo, molto semplicemente.
Ma non c'entra niente l'SDA in tutto questo. Non c'entra assolutamente niente, quindi non vedo che cosa dovremmo filtrare dell'informazione che vediamo. Noi cerchiamo di dare informazione da fonti verificate o verificabili il più possibile e cerchiamo di avere degli ospiti che sono in grado di dire la loro o eventualmente anche di, come possiamo dire, di offrire una visione leggermente alternativa, se volete, rispetto a quello che può essere un determinato modo di fare o di dire. Tutto qua, molto semplicemente. Max Del Papa ha il pieno diritto di dire quello che egli afferma, così come altri possono avere benissimo il diritto di intervistare un medico, tipo il professor Dentali, che noi abbiamo avuto ospite a Zoom più volte e che ci ha parlato della vaccinazione anti-Covid, né più e né meno. C'è un fatto però, e questo è il fatto che Max Del Papa mette al centro della questione. Il fatto è che questo è stato un prodotto che è stato immesso in tempi comunque molto rapidi sul mercato e inevitabilmente questo fatto di essere stato messo troppo rapidamente sul mercato può ragionevolmente far pensare che abbia prodotto delle controindicazioni che possono aver avuto evidentemente degli esiti non certo felici. Dirlo, chiedere di verificare tutto questo, non vuol dire essere complottisti. Non vuol dire essere complottisti. Il complottismo è un'altra cosa e si poteva evidenziare da tante telefonate che sono arrivate nel periodo della pandemia, ma naturalmente a me non interessa tornare a parlare di quella gente e con quella gente perché non è proprio il caso. Mi interessa però che ci sia un giornalista, perché Max Del Papa non è un passante, è un signore che fa il giornalista da 35 anni e questo giornalista solleva una serie di questioni. Queste questioni possono piacere o non piacere, c'è una commissione Covid all'opera in Parlamento. Queste questioni hanno diritto di ricevere una risposta, né più né meno. Tutto qua. Andiamo avanti. Detto ciò, Radio Libertà non è la Pravda. Le informazioni non ce le passa Putin, non ce le passa Sputnik, non ce le passa tutta una serie di realtà che sappiamo tutti da che parte stanno e che cosa dicono. Io ancora sto aspettando i famosi 36 sottomarini atomici sotto l'Artico pronti a far saltare in aria tutta l'America, perché ne hanno raccontate di ogni su questa cosa, di ogni. Al di là ripeto, della vicenda, o meglio, di quello che tu puoi pensare a proposito delle affermazioni di Max Del Papa, io torno invece sul concetto di guerra ibrida tipico dei russi, ed è vero che fanno disinformazione, questo è poco ma sicuro. È vero che fanno disinformazione. Basta fare un semplicissimo dibattito sull'Ucraina e te ne rendi conto rapidamente. Basta dire Bucha e subito salta quello, erano tutti degli attori, c'è il filmato, c'è il video, c'è questo, c'è quello. Te ne racconto una. Quando Bergoglio è sceso giù col poncio in San Pietro, qualche giorno dopo su LinkedIn ho visto uno che evidentemente doveva avere un cervello grosso quanto una nocciolina, che ha postato un video fake. Cosa c'era in questo video fake? Bergoglio portato sulla sedia a rotelle, che entrava e se ne andava e si dileguava insieme agli altri che l'accompagnavano. E questo scriveva sotto, non so se sia vero, però certo c'è da pensare. Ora dici tu, ma perché era un video falso? Perché improvvisamente, mentre lui si alzava per andarsene, anziché essere dentro la Basilica di San Pietro, era su un marciapiede della strada e passavano i furgoni, che si vedevano sullo sfondo della Basilica di San Pietro, all'interno della Basilica di San Pietro. Quindi un lavoro grossolano fatto con l'intelligenza artificiale.
Però vedi, è questo l'inizio di un nuovo medioevo in cui il limite tra palle e verità, ahimè, è diventato labilissimo, e proprio per questo a maggior ragione ci vogliono giornalisti, ci vuole la verifica delle fonti, ci vuole la possibilità di andare a raccontare i fatti sul posto, che è quello che sedicenti esempi che vengono addotti non vogliono, non permettono, e naturalmente finisci anche sparato o finisci nella lista processato per aver fatto il tuo dovere di giornalista con tanto di protezione internazionale, come è successo alla collega Stefania Battistini del TG1, colpevole di aver fatto la giornalista ed essere andata a filmare al fronte quello che stava succedendo. Tutto qui. Va bene, pausa, ci ascoltiamo Gloria Gaynor, Reach Out, I'll Be There del 1975 e torniamo tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. A te la linea, Antonino. Rieccoci qua, sento un tu di sottofondo. Chi era? Un ascoltatore? Sì, doveva esserci un ascoltatore, ma è caduta la linea. Vabbè, riprova perché sarai sicuramente più fortunato. Ti aspettiamo alle 19:33 minuti e 46 secondi. Siamo qua su le magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Gloria Gaynor, Reach Out, I'll Be There del 1975.
Rieccoci ancora una volta alle 19:34, siamo ora alla parte finale della trasmissione. Domani, lo sapete, alle 8 ci sarà lui, il grandissimo Pier Vittorio, insieme con Matteo Desio, e insieme faranno la rassegna stampa dalle 8 fino alle 9:30. Poi dopo ovviamente ci sarà Giovanni Sallusti con il suo Liberamente, e poi ci saremo io e Alex Cereda che faremo il garage dell'Alfista, sempre con voi, sempre dalla vostra parte. Insomma, si parla di storie, diciamo così, si parla ovviamente di storie di alfismo e naturalmente di gare, di piloti e molto molto altro ancora, bella gente. Dunque, già che ci siamo, andiamo a vedere l'ANSA. Nel frattempo, cosa ci dice l'ANSA? L'ANSA continua a dirci che i colloqui Russia e Ucraina sono al palo. Poi vediamo un po' che altro c'è. Prugna secca, sì, anche l'ANSA riferisce prugna secca, l'insulto che Trump ha lanciato nei confronti appunto di Bruce Springsteen. The Boss, prugna secca, è un insulto straordinario, però lasciatemelo dire, veramente, di una perfidia e di una cattiveria uniche. Andiamo a vedere l'AG che cosa ci racconta questa sera alle 19:35. Allora, vi dicevo, la Meloni, siamo qui sull'AG, l'Italia non invierà truppe in Ucraina, non partecipa a tavoli che hanno obiettivi che non condividiamo, quindi non ci saranno soldati italiani boots on the ground in Ucraina. Cosa dice la Meloni? Rispetto a questo dibattito sulla mancata presenza italiana nella riunione tra Gran Bretagna, Francia, Polonia, Germania e Ucraina, io devo ribadire una cosa che ho già spiegato diverse volte, cioè che l'Italia ha da tempo dichiarato di non essere disponibile a mandare truppe in Ucraina. Non avrebbe senso per noi partecipare a dei formati che hanno degli obiettivi sui quali non abbiamo dichiarato la nostra disponibilità. Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una breve dichiarazione alla stampa a margine della CPE a Tirana, per cui nada. Non partecipare al format dei volenterosi per l'Ucraina credo sia un fatto di chiarezza e coerenza. A chi si lamenta, l'opposizione per esempio, chiedo la stessa chiarezza e la stessa coerenza, cioè ci si chiede di partecipare a questi format perché dovremmo mandare le truppe in Ucraina o per fare una foto e poi dire di no. Perché in queste cose bisogna essere seri e io sono una persona seria. Dopodiché, ovviamente, l'Italia, che ha sempre sostenuto l'Ucraina e continua a sostenerla nell'ambito UE e ONU, continua a partecipare a tutti gli altri tavoli, a tutti gli altri livelli, a tutti gli altri format, a tutte le altre iniziative. Su questa iniziativa specifica noi non abbiamo dato la nostra disponibilità. Spero di essere stata ancora una volta molto chiara. Per cui no, niente boots on the ground e di conseguenza come si dice, gli italiani non andranno a Kiev per questi motivi. Gli italiani andranno a Kiev per un altro motivo. L'altro motivo è molto semplicemente che ci sarà una ricostruzione dell'Ucraina, guerra finita, e di questo si sta cominciando già a parlare da tempo. Qui siamo messi un pochettino male, bella gente, perché cosa dice l'Aggi ancora? Una cosa che in quanto fan di Lucio Battisti ci dispiace molto. E questo alimenta anche il famoso dibattito sull'esistenza o meno del famoso disco postumo che Battisti avrebbe realizzato oppure no e che non è mai stato pubblicato. Le canzoni di Lucio Battisti agli eredi, la Cassazione boccia la Sony. La Major, che pretendeva dalla vedova e dal figlio del cantautore un risarcimento di 7 milioni di euro per lo sfruttamento dei diritti,
dovrà invece accollarsi le spese processuali. La querela Battisti è giunta al suo epilogo, scrive l'Aggi, almeno quanto alla causa che Sony Music aveva iniziato nel 2017 contro gli eredi di Lucio Battisti, grazie a Letizia Veronese e Luca Battisti. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza numero 12.956 pubblicata il 14 di maggio di quest'anno, ha rigettato il ricorso della Major, condannandola al pagamento delle spese processuali. L'accusa mossa da Sony Music contro gli eredi di Lucio Battisti, per la quale era stata avanzata nei loro confronti una richiesta di risarcimento del danno di 7 milioni di euro, è la stessa che Mogol aveva mosso contro i medesimi anni prima, aver opposto un diritto di veto a qualsiasi forma di sfruttamento economico delle opere musicali di Lucio Battisti. In particolare, gli eredi di Lucio Battisti erano stati accusati da Sony Music di aver revocato il mandato alla SIAE per l'utilizzazione online delle opere musicali di Battisti, così impedendo a Sony Music di commercializzare le registrazioni fonografiche delle canzoni interpretate da Lucio Battisti sulle principali piattaforme digitali, Spotify su tutte, ed aver ostacolato l'utilizzazione delle opere musicali di Lucio Battisti a scopo di sincronizzazione, così impedendo a Sony Music di utilizzare le registrazioni fonografiche delle canzoni interpretate da Battisti in spot commerciali di noti marchi, Fiat e Barilla su tutti. La decisione della Cassazione determina adesso il passaggio in giudicato del rigetto delle domande di risarcimento del danno di Sony Music nei confronti degli eredi di Lucio Battisti, rigetto già pronunciato prima, rispettivamente, dalla Corte d'Appello di Milano e dal Tribunale di Milano. La decisione della Suprema Corte, spiega l'avvocato Simone Veneziano, legale degli eredi di Lucio Battisti, mette definitivamente la parola fine alla pretesa di Sony Music di sentir condannare gli eredi di Lucio Battisti a un risarcimento del danno milionario. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che naturalmente la famiglia di Lucio Battisti ha tutto il diritto di, diciamo così, di scegliere se concedere i diritti di sfruttamento delle canzoni di Lucio oppure no. Tra l'altro, visto che si parlava della Fiat, si narra che l'avvocato Agnelli avesse presentato una offerta pari a circa 2 miliardi di lire, stiamo parlando della fine degli anni '80, per chiedere a Battisti di tornare ad esibirsi in pubblico e di fare un concerto per la Fiat. Battisti fu molto tentato dalla cifra, dicono, ma alla fine disse che non era cosa, lui aveva scelto di ritirarsi, aveva scelto di vivere ormai riparato dal mondo e la cosa non si fece. Però certo rifiutare 2 miliardi di lire della fine degli anni '80, non so quanti di voi l'avrebbero fatto. Io non lo avrei fatto, lo confesso. Non lo avrei fatto e avrei chiesto anche una 164, già che c'ero. Gli avrei detto vengo se mi dà anche un Alfa 164, se no non vengo. Comunque. Va bene, le 19:42 minuti e 32 secondi, questa settimana volge dunque al termine. Che dire di più? Lunedì saranno 1000 puntate, ritroveremo Carlotta Scozzari, che è stata la nostra prima ospite lunedì 7 settembre del 2020. Sono cambiate tante cose nel mondo dell'economia in questi 5 anni, faremo il punto con lei, ci sarà ovviamente la nostra Carla De Bernardi che ci porterà a spasso per la Grande Milano, ci saranno altri amici, aspettiamo anche Lorenzo Viviani a questo punto e naturalmente ci auguriamo che questa quota 1000 che toccheremo lunedì possa essere di buon auspicio per altre 1000 almeno puntate, confidando nel vostro affetto, confidando anche nella vostra polemica, perché sono sempre stato del parere che essere accomodante sarebbe stato mentire nei vostri confronti, quindi è più giusto dire le cose che si pensano, è più giusto assumere una posizione e tenerla, anziché essere accomodanti e dire avete tutti ragione. Non credo che sia questo lo scopo di questo programma.
Grazie a tutti voi per questo cammino che facciamo assieme, grazie per chi c'è stato, per chi c'è, per chi ci sarà. Grazie anche a quelli che se ne sono andati sbattendo la porta o che non hanno mai gradito questo programma. Il programma si fa anche per voi. Noi alla fine siamo questa cosa qua e in ogni caso cerchiamo di offrirvi il meglio del nostro lavoro, il meglio del nostro impegno. Io voglio ringraziare i registi che si sono succeduti nel corso del tempo, penso a Giulio Cesare Carnelli, penso a Federico il Meneghino Volante, Federico Borsari, penso a Lorenz Dumbria e penso anche alla nostra Sveva che ne ha preso insomma le redini. È stato un cammino lungo, ci auguriamo che noi si possa fare un cammino più lungo ancora. Grazie a tutti, chiudiamo qui, adesso ci salutiamo con Lucio Battisti dall'album La sposa occidentale del 1990, Potrebbe essere sera, sì è sera, dai, a domani con il garage dell'Alfista o se preferite lunedì alle 7:30 saremo sempre qui per la rassegna stampa e alle 18:05 trattabili per la puntata numero 1000 di Zoom. Grazie per essere stati con noi e ricordate per la 999esima volta che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Potrebbe essere sera, potrebbe essere una sera alla Pastrina, con le sue venature ed una serpentina. Fessura per passare dalla sera alla notte con la nostra piccina. Viola il colore della sera, l'ora nella quale tutto resta, non tanto com'era, ma come sarà. Ringhiate le schegge, si infrangono come vetrate le saracinesche, come se non dovessero riprendersi più, risalire, riaprire a domani. E i piani vanno avanti in due filari, per pura educazione, così per cortesia, non finisce la via. Pur avendo diverse ragioni per fermarsi, cercare gli aggettivi catari, frangenti, infranti e lucenti. Avete ascoltato Zoom, il